Biconio è un'associazione senza scopo di lucro che è nata diciamo, all'inizio del 2016 e si propone come obiettivo quello di diciamo così, informare l'opinione pubblica, comunque formare le persone su che cos'è Bitcoin, che cos'è la blockchain e soprattutto come funzionano tutto questo sistema, questo mondo diciamo, di varie monete complementari al Bitcoin. Fondamentalmente lo scopo di Bitconio è in realtà quello di continuare a fare formazione e informazione. Il nostro punto di riferimento è il sito che è bitconio.net. All'interno di questa piattaforma noi scriviamo diciamo, abbastanza quotidianamente delle notizie, scriviamo articoli, scriviamo diciamo, guide su come aprire portafogli, come comprare, come vendere, come acquistare carte di credito, come diciamo, utilizzare la criptomoneta o come utilizzare diciamo, le blockchain in generale. All'interno sempre del nostro sito noi organizziamo incontri, corsi di formazione e consulenze per le persone che ci contattano e eventualmente ci chiedono. Quello che mi spinge ad andare avanti fin tanto è una passione che nasce da molto lontano, sono competenze che sono state sviluppate nel corso di tutti questi anni e adesso fondamentalmente ci troviamo in un momento in cui diciamo, le persone si stanno avvicinando perché ci sono effettivamente molte notizie che parlano di Bitcoin, della possibilità di fare guadagni ma anche di fare altre cose. E per noi diciamo, l'interesse è continuamente quello di fare informazione, è una forma di evangelizzazione, insomma, passatemi il termine, ma di spiegare alle persone insomma, come funziona e come si svilupperà in futuro questo mondo. Insomma. IOTA è sostanzialmente una nuova criptomoneta, nasce dall'esperienza della tecnologia Bitcoin e ha l'obiettivo di portare sul mercato un sistema di pagamento tra le macchine e quindi tra i dispositivi. Per far questo non deve avere dei costi e quindi la grande novità di IOTA è un sistema di trasferimento di valore a costo zero. Le transazioni più veloci, nessun intermediario, quindi nessun costo per spostare valore e quindi anche spostamenti molto piccoli che permettono di realizzare tutta una serie di servizi che oggi non abbiamo. Per esempio potremmo pagare l'energia elettrica contabilizzata dal contatore man mano che la consumiamo e questo giusto per fare un esempio. L'altro grosso enorme vantaggio che questa tecnologia ci offre è la possibilità di avere un sistema di questo genere collaborativo, quindi neanche più problemi di prestazioni e soprattutto con consumi energetici estremamente ridotti. Eva Local Flow, una startup che si occupa proprio di portare la blockchain e i micropagamenti alle chat, quindi ai gruppi di discussione, ai chat group su Telegram, su WeChat eccetera, per andare incontro ad un bisogno che abbiamo identificato con circa 3.000 early adopters attualmente, di utenti che si stanno disaffezionando progressivamente a grandi social network quali Facebook per esempio, ma ne potrei citare altri, e consumano molto tempo della loro giornata nelle chat per organizzarsi, per creare eventi e anche applicando un prezzo a questi eventi. Quello che vorremmo fare noi è creare un wallet sia Ethereum che IOTA proprio sul nostro chatbot, che è già un MVP che abbiamo creato e che ha delle ottime prospettive e un ottimo feedback dal pubblico. Utilizzando IOTA abbiamo quasi zero fee di transazione e poi anche un concetto di governance che è distribuita nelle community. Attraverso questo chatbot si possono naturalmente creare eventi, cercarli, ammettiamo ad esempio che esista un influencer che vuole creare un evento e promuoverlo nelle proprie community, questi eventi sono anche veicolo di brand, perché sono spesso organizzati in certi locali, in certe discoteche eccetera, quindi c'è tutto un humus diciamo, di economia locale che viene veicolata attraverso questa viralizzazione degli eventi. Quindi l'influencer crea l'evento, lo dispaccia nei gruppi e nei gruppi di discussione vengono visti questi contenuti, vengono cliccati e vengono anche consumati pagando in modo sicuro via IOTA o via token Ethereum, ad esempio, nel nostro caso IWA. E una cosa interessante è che nel nostro framework gli utenti, coloro che guardano i contenuti, sono remunerati per il fatto stesso di guardarli.
cosa che non accade in altri social network in cui l'utente è il prodotto in qualche modo.